Derby di domenica, si gioca di domenica alle 12:30 a Cittadella, tra Cittadella e Padova, un derby che una volta i tifosi padovani non lo consideravano un derby perché dicevano ma sì, il Cittadella non è una squadra blasonata come il Vicenza, il Padova, il Venezia, invece ora lo sta diventando perché c'è un interesse sia da parte dei tifosi padovani sia da parte dei tifosi di Cittadella di questa gara, è molto sentita e quindi sarà una partita molto bella sia da vedere ma soprattutto anche da parlare. Per parlarne abbiamo collegato un esperto del mondo di calcio che segue sempre le vicende soprattutto del Padova e lui è Claudio Campagnolo che lo saluto ed è collegato Skype. Buon pomeriggio Claudio, eccolo qui. Buon pomeriggio, bello questo collegamento, un po' così insolito, no? Eh no, insolito sì, poi anche Mm. se ti ho detto prima, vedendoti così ho un'impressione un po' particolare di Claudio Campagnola. Però a Dimmi. parte gli scherzi, Claudio, ritorniamo invece all'argomento di questa conversazione. Allora, c'è questo derby, un derby che si preannuncia per via di tanti motivi, soprattutto padovani, si preannuncia un derby molto caldo perché io mi auguro che le cose vadano bene. Ho già sentito una parte della tifoseria, quella più calda ovviamente, che se le cose non vanno bene, sai, nel derby ci hanno rimesso le penne i vari Glerian, ci ha rimesso le penne il Boncalori, insomma il derby qui a Padova non sembra che sia sentito, ma poi alla fine se non va bene ne pagano le conseguenze gli allenatori. Ma questo è un momento molto particolare, no? Per il Padova, per la tifoseria, anche perché siamo un po' tutti sconcertati. Penso Marcolini in primis, no? Io quando assistevo all'ultima esibizione del Padova, che insomma, come avete visto, ha saputo portare a casa 3 punti molto importanti contro il Varese nel modo in cui c'è riuscito, no? Recuperando 2 svantaggi e poi addirittura vincendo con il rigore finale dato forse anche con un filo di generosità da parte dell'arbitro. Ebbene, noi siamo un po' basiti perché non riconosciamo la squadra, nel senso qual è il vero Padova? Il Padova è quello che si è espresso contro il Varese, quindi facendo contento Bortolomutti e dando un grande dispiacere a Marco Lin, che insomma è stato allontanato proprio per le prestazioni deludenti precedenti, oppure è quell'altro Padova, quello un po' moscio che abbiamo visto in questo inizio di campionato? Lo scopriremo solo No, no, ma vivendo. Certo che c'è anche un po' di confusione anche da un punto di vista proprio, mi pare di cogliere anche dal punto di vista societario e forse le prossime partite serviranno a chiarire meglio i presupposti e soprattutto gli obiettivi di questo Padova, che ancora non sono chiari. ecco Claudio, hai detto questo, ma il motivo, un motivo c'è, e qui sai, bisognerebbe aprire una bella parentesi, che i giocatori ci mettono del loro, voglio dirti, se prima per 6 domeniche il Padova è andato male, non si impegnava e non riusciva a soddisfare le esigenze dell'allenatore, per quanto scarso sia il buon Marcolini, io credo che in un secondo tempo solo non cambi completamente la pagina del Padova, con l'arrivo di Muti, lasciamo stare il primo tempo che il Padova col Varese non ha giocato bene, però cioè, ha giocato male, però nel secondo tempo ha ripreso tutto quello che aveva perso prima. E ti sembra che sia possibile che in un tempo cambi tutta il modo di giocare, la grinta, l'agonismo e anche tecnicamente la qualità in un mezzo tempo? C'è qualcosa che non mi quadra e io credo che i giocatori, questo mi fa arrabbiare parecchio, siano molto responsabili del periodo, non solo l'allenatore, anche loro ci hanno messo del loro, è un gioco di parole ma è la Ma a me, verità. al termine della partita, mi ha colpito in conferenza stampa Bortolomutti, il quale ci ha raccontato che lui si è ritrovato con uno spogliatoio di giovani tristi, li ha definiti proprio così, ragazzi che non sanno sorridere, che non sanno proprio ridere, no? E quindi dice, caspita, mi sono ritrovato con un gruppo dal punto di vista psicologico quasi da ricostruire, no? E quindi creare in loro quell'autostima che permettesse appunto di aggredire il Varese come poi è accaduto. Poi Giorgio, tu sei un uomo di calcio da tantissimi anni e sai benissimo che il calcio è fatto di episodi. Se non avessimo avuto un Colombi che faceva delle parate importanti e soprattutto se non fosse arrivato
quello strepitoso rigore che ci ha permesso anche di superare il Varese con il 3-2 finale, staremmo parlando di un'altra Sì, vabbè, partita, però, staremmo parlando dell'ennesimo fallimento di questo calcio Padova. Il problema, secondo me, è proprio l'incontro con il Cittadella, cioè capiremo proprio dal derby di domenica se questo Padova è risorto dalle sue ceneri come un'araba fenice o se è stato semplicemente così un momento miracolistico ottenuto con il Varese sull'onda della grande paura provata per il fatto che hanno allontanato intanto l'allenatore. Poi sai quando la famosa scossa, no, che viene data in questi contesti, quando la società manda via un allenatore, cioè tutto quanto il team viene un po' colpito, no? Se hanno un minimo di sensibilità. Staremo a vedere con il Cittadella, secondo me è la prova del 9, anche perché di mezzo c'è il derby. ecco, un Cittadella, tra l'altro, Claudio Campagnolo, che cambia molto, cambiano il buon Marchetti, la società, il presidente, cambiano molto i giocatori perché loro fanno cassa, loro fanno un patrimonio, loro sono una società modello perché davvero loro non ci rimettono con il calcio e nonostante tutto, anche quest'anno sono partiti male, poi però pian pianino si sono rifatti, nelle ultime 3 gare un pareggio a Novara e 2 vittorie, una casalinga col Crotone e una fortunosa a Carpi, però sta di fatto che ha preso 7 punti nelle ultime 3 partite, un Cittadella che ha 10 punti, è presto, è un punto della zona playoff, molto probabilmente non lo è ancora, una squadra molto competitiva, però lì i problemi li risolvono, uno mi dirà lavorare a Cittadella è molto più facile che lavorare a Padova. Ecco, ho fatto questo preambolo, Claudio, per chiederti, la società Cittadella ti permette di lavorare, secondo te questa nuova società, quella vecchia del Padova con Cestaro non te lo permetteva. Questa nuova società del Padova, se ti sei fatto un'idea, è una società che ti permette di lavorare? Ma sì e no, nel senso che così è sempre, ripeto, una mia impressione, evidentemente posso sbagliare come tutti. Questa società mi fa una buona impressione sotto il profilo organizzativo, cioè vedo che hanno le idee abbastanza chiare, come ad esempio quella di tagliare i viveri ai giornalisti nella pausa tra un primo e un secondo tempo, no? Cioè, nel senso che con Cestaro, insomma, si riusciva a rifocillarsi, invece così adesso c'è tutto un sistema particolare, braccialetti contro braccialetti, bisogna chiedere il permesso, insomma, alla fine rimaniamo comunque più che volentieri a pane d'acqua, ma a parte questa battuta così sulla gestione, quindi che fa capire anche che sono finiti i tempi delle vacche grasse, siamo insomma a delle mammelle striminzite. Dopo mi fa sorgere un dubbio sul. Io ho visto Pinocchio, ad esempio, richiamare l'attenzione dell'addetto stampa durante una conferenza stampa in una maniera molto decisa, no? Quindi quasi proprio che non avevo mai visto, con un gesto molto deciso che non avevo mai visto fare a nessun altro prima, compreso il presidente Cestaro. Quindi secondo me è cambiata un po' l'aria lì dentro. Allora c'è un po' di decisionismo e vorrei capire se al di là delle varie figure con le quali voi vi interfacciate, non so, anche lo stesso amministratore che abbiamo avuto, che ho conosciuto proprio durante una delle tue trasmissioni, se alla fine poi è Pinocchio che decide e che stabilisce il come e il quando e il perché. E questa è la mia sensazione. C'è da sperare che il decisionismo di Pinocchio sia un decisionismo sensato. Beh, hai inquadrato, credo, bene la vicenda della società Padova. Credo che le idee sono molto chiare. Cioè, io faccio un ragionamento con te, Claudio, e ti faccio un esempio. Se questa proprietà, che sicuramente non è venuta la proprietà per spendere soldi, è venuta per guadagnarne, in un sistema che cerco di capire, ma credo sia a 360 gradi, collegato con altre società, collegato con la G-Sport che è una concessionaria di pubblicità in tutti gli stadi, collegata credo molto probabilmente con una parte della GEA. Insomma, è un bel bussolotto, uso questo termine, che bisognerà studiare e capire molto bene. Sta di fatto dicevo che però se questa proprietà avesse avuto i soldi che ha sperperato il buon Cestario, ti dico che questa società, naturalmente anche Claudio Campagnolo e Giorgio Borilli sarebbero in Serie A. Sarebbe in Serie A perché questi il calcio lo sanno fare, e come lo sanno fare, non preoccuparti. Era il buon Cestaro che non lo sapeva fare il calcio, ma questi lo sanno fare, ecco. Infatti cioè, siamo alle solite, no? Cioè, quindi praticamente chi ha i denti non ha nulla da mangiare e viceversa, insomma. Forse se ci fosse stata una sinergia, cioè se Cestaro avesse capito per tempo che era importante farsi affiancare da certi uomini capaci appunto di agire all'interno del mondo del calcio,
e lui fosse stato un pochino dietro le quinte, ma presente con il suo portafogli, forse avremmo avuto la quadratura del cerchio e a Padova avremmo ottenuto dei risultati ben più Sarebbe diverso. In soddisfacenti. conclusione, Claudio, nel ringraziarti di questa telefonata, di questo collegamento Skype, volevo dirti che c'è il derby, dobbiamo ricordare, Padova che non avrà Iori, che molto probabilmente non avrà Trevisan, anche se ha avuto, sta guarendo un'influenza questa settimana, bisognerà vedere se guarirà per domenica, però è in dubbio, però ci sarà lì davanti Melchiorri che ha dato una bella spinta, una bella impressione nella gara con il Varese e speriamo si riconfermi con Pasquato lì davanti, dunque una formazione riconfermata al 90% che è quella che ha affrontato il Varese, la stessa cosa dicasi per il Cittadella, dunque un match tutto da vedere. Ecco, in conclusione, come vedi questo match, quasi tutti quelli che ho sentito in settimana dicono finirà in pareggio, ecco, sei anche tu di questa idea oppure vincerà qualcuno secondo te? Ma no, io mi auguro di no, nel senso che cioè, un derby è sempre bene che abbia un vincitore e qualcuno insomma, che si accomodi all'uscita, nel senso proprio per dare soddisfazione almeno o una o l'altra delle due fazioni. Sono d'accordo con te, Melchiori e Pasquato lì davanti, li ho visti molto bene anch'io contro il Varese e Pasquato secondo me si è sbloccato anche perché privo della presenza ingombrante di un vantaggiato, cioè, riesce a giostrare in maniera ideale. Poi ha questa rapidità e anche questa intelligenza nell'inserimento, basta vedere appunto il suo gol contro il Varese è emblematico. Invece, per quanto riguarda il Cittadella, devo dire che quest'anno Foscarini, ho visto tra l'altro la partita con il Carpi, alla fine insomma sono riusciti a portare a casa i 3 punti, però secondo me quest'anno è veramente dura per Foscarini, è una delle annate meno agevoli per questo grande tecnico che dovrà dimostrare appunto sul campo ancora una volta di riuscire a fare nozze coi fichi secchi. Pronostico di Claudio Campagnolo, che poi ti saluto. Allora, il mio pronostico è da tifoso, naturalmente, Non è fare il quella Mariano di, Schiavone di della immaginare situazione. un risultato positivo per il Padova. Senz'altro non finirà a reti inviolate, questo è il mio parere, e soprattutto non finirà con una goleada. Potrebbe essere un risultato proprio striminzito, tipo un 2-1, ecco, 2-1 per il a Padova. favore del Padova. Anch'io mi associo, credo vinca il Padova, speriamo sia così, soprattutto per i tifosi biancoscudati che magari con una seconda vittoria consecutiva il Padova prende il là per fare un grande campionato. Grazie Claudio Campagnolo. Grazie a voi e scusate per questo collegamento alla Bin Laden, ma comunque questo è quanto offre Sei Skype. E beh, sempre, comunque, sei sempre molto affascinante anche alla Bin Laden, va bene? sì, va bene, Va bene. d'accordo. Ci vediamo domenica allora. Domenica ci vediamo tutti in campo nella trasmissione in diretta alle 12, ricordo perché la partita si giocherà alle 12:30. Grazie e buon pomeriggio Claudio Campagnolo. Arrivederci. Va bene, siamo arrivati in conclusione di questa puntata di Tutti in Campo per la presentazione della gara Cittadella Padova che si giocherà domenica. Noi ci sentiremo la prossima settimana quotidianamente per raccontarvi tutto quello che succede nello sport padovano, veneto e anche nazionale. Davvero buon pomeriggio a tutti.